Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Il paese in subbuglio. 1000 osservazioni equamente suddivise tra PATI, piano assetto territoriale intercomunale del Montagnanese e progetto del secondo tratto della nuova SR10, sono partite da Casale di Scodosia in direzione di due progetti che rischiano di penalizzarlo, da principale polo produttivo del Montagnanese a ruota di scorta. Abbiamo sentito il sindaco di Casale di Scodosia, Renato Modenese, sulle scottanti questioni. Cosa vertono le osservazioni in sintesi? Fondamentalmente il fatto che oltre 900.000 metri quadrati di terreni edificabili per zone produttive vengono ubicate in altri comuni e a Casale viene riconosciuto appena 100.000 metri quadrati, niente di più e niente di meno di quello che il nostro piano regolatore già prevede, perché con il 5% relativo alle zone produttive già esistenti nell'attuale vigente PRG, noi abbiamo già diritto automatico ad ampliamenti di 100.000 metri quadrati, per cui non ci viene dato assolutamente niente. Però, visto che comunque abbiamo quasi 2 milioni di metri quadrati di zone produttive, io credo che prima di andare a insediare un altro milione circa di metri quadrati di zone produttive dove essere riqualificato l'esistente, perché altrimenti ci troveremo una nuova zona produttiva appetibile, perché avrà tutti i crismi delle zone produttive con le nuove tecnologie, con le nuove infrastrutture, e una zona di 2 milioni che andrà sempre più in decadenza. Cosa prevede? Che saranno accettate o... Non lo so, staremo a vedere. Io credo che chi ha cercato di portare a casa, fra virgolette, per il proprio territorio una così vasta area difficilmente sia disponibile a cedere. Noi come amministrazione ovviamente stiamo molto attenti a queste cose, perché sono cose molto delicate da un punto di vista proprio dello sviluppo territoriale. Il nostro territorio potrebbe essere danneggiato, però devo ammettere che non intendiamo neanche bloccare completamente lo sviluppo della zona, perché non possiamo neanche permetterci di bloccare questo. E come va l'economia di Casale? Se già questo grave danno che subiremo, se verranno accolte alcune osservazioni, già la crisi del mobile, che perdura non da 2 anni come sta perdurando la crisi economica internazionale, ma è una crisi che si protrae ormai da tempo, e già se aggiungiamo a questa crisi anche un calo di valore del patrimonio immobiliare, capannoni, terreni e quant'altro, che attualmente sono edificati o da edificare, ma comunque già previsti nel PRG, aggiungiamo l'uno e l'altro, tiri le un po' le conclusioni, oltre ai privati ci saranno grossi problemi anche per l'amministrazione comunale. Ci sono possibilità di rinascita di questo settore o... Guardi, per quanto ne posso sapere io, anche se onestamente seguo con una certa attenzione l'evolversi della situazione economica e soprattutto l'evolversi della situazione economica del mobilistile, e devo essere sincero, c'è una certa ripresa da qualche mese a questa parte per alcuni paesi esteri. C'è una ripresa laddove c'è una proposta innovativa, c'è una ripresa laddove si propone qualche cosa di bello, di elegante, che non è il mobile, non dico classico, fra virgolette, ma il mobile che siamo abituati a vedere qui a Casale. Io credo che le imprese si dovranno rinnovare, perché il primo mercato che è oggi in crisi sulla questione del mobile è proprio il mercato interno. E siccome la produzione di Casale, potrei dire al 90%, è una produzione destinata al mercato interno, è chiaro che va da sé che il paese e il settore del mobile di Casale va fortemente in crisi. Però il settore del mobile si stima verso il 2012-2013 possa ritornare a quello che era il settore di una volta. Quindi io cerco di dare una sferzata di orgoglio anche ai nostri cittadini, alle nostre imprese, ai nostri imprenditori, perché cerchino di rinnovarsi e da questa crisi possano veramente trarre dei benefici futuri.
Se il PATI non verrà modificato come richiesto dai casalesi, sarà dura rilanciare il settore del mobile in crisi. Dura, ma non impossibile.